c'è un luogo avvolto nel silenzio dove il tempo sembra essersi fermato. È il villaggio di San Salvatore. Il fulcro del piccolo centro è la chiesa dedicata a Gesù Salvatore, posta al centro della piazza e completata alla fine del Settecento. La chiesa cela al di sotto del suo pavimento un ipogeo, una suggestiva struttura sotterranea in parte scavata nella roccia e per il resto costruita con l'uso di laterizi e mattoncini in arenaria legati con malta. La tecnica edilizia utilizzata ha permesso di datare la realizzazione dell'edificio al IV secolo d.C. Corridoi e stanze si diramano attorno a un pozzo dalle acque da sempre considerate sacre e le pareti decorate con disegni a carboncino raccontano il passaggio delle genti nei secoli. Tra le raffigurazioni risalenti al periodo dell'impero di Roma sono particolarmente affascinanti quelle che rappresentano il matrimonio tra Marte e Venere e la lotta tra Ercole e il leone Nemeo. Sono inoltre numerose le iscrizioni latine, greche e arabe e le raffigurazioni di imbarcazioni datate tra il IV e il XVI secolo. La visita dell'ipogeo di San Salvatore di Sinis è un'esperienza imperdibile per gli amanti della storia e dell'archeologia, un luogo che emoziona e affascina, grandi e piccoli.